Tornare ai valori veri, questo è l'appello che ha contraddistinto il tradizionale incontro prenatalizio in Vescovado. Durante lo scambio di auguri il sindaco e gli assessori hanno consegnato al vescovo in sedia a rotelle dopo un recente infortunio una simbolica donazione in denaro raccolta dalla giunta che andrà poi in beneficenza. Monsignor Zenti invece ha donato la formella di San Zeno che raffigura il presepe. Il sindaco durante l'incontro ha definito sterili le polemiche sorte in quest'ultimo anno in relazione alle iniziative portate avanti da Palazzo Barbieri a difesa della famiglia e della maternità. L'importanza della famiglia io l'ho sempre sottolineata e la rimarco, così come l'importanza di tante altre iniziative che fanno parte tra l'altro di una storia, di una tradizione, di valori che sono valori e tradizioni cristiane ma che vanno oltre. Visione largamente condivisa dal vescovo che ha sottolineato il compito congiunto di amministrazione e curia, quello di perseguire il bene comune. Un esempio su tutti l'ecoborgo di San Massimo che il vescovo rassicura non si trasformerà in un centro commerciale ma in un villaggio della solidarietà. Diventare una sorta di villaggio della solidarietà, di una socialità che dice da Verona è particolarmente sensibile a questa realtà, si interessa e diventa uno stimolo allora questo villaggio per Verona per essere ancora di più solidale.